Euroregione News. Portopiccolo nasce la Portofino del Friuli Venezia Giulia. 3 anni e mezzo di cantiere faraonico che ha dato lavoro fino a 800 persone, si inaugura in luglio Portopiccolo, la Portofino del Friuli Venezia Giulia, borgo nato da zero in una ex cava accanto alla Baia di Sistiana, un sogno nato nel 1968. Marco De Ecker, il presidente della Rizzani De Ecker, che è general contractor di Portopiccolo. L'area in cui questo insediamento si colloca era un'area degradata, una cava dismessa, è un intervento di riqualificazione. Ha generato occupazione in fase di costruzione, genererà occupazione ed economia. La De Ecker ha costruito Portopiccolo ed ora è anche socia di Serenissima SGR, che gestisce il fondo di investimento Rilke, grazie al quale è nato questo borgo. 420 unità immobiliari con preliminari di vendita al 70%, 26 tra negozi, ristoranti, bar e botteghe, un albergo 5 stelle lusso, una Darsen, viuzze e piazzette, una straordinaria spa di 9.000 metri quadri, 1.200 posti auto sotterranei, di cui una buona parte pubblici, perché Portopiccolo vuole essere borgo vivo e meta turistica e non solamente villaggio turistico stagionale. Il posto in cui andare a fare 2 passi, a mangiare bene, avere un aperitivo su una piazzetta con una marina con dei bei negozi, quindi potrà essere veramente la Portofino del Friuli, un posto piacevole non solo per chi ci abita. Avete ascoltato Euroregione News.